Ciao a tutti amici scacchisti di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ho voluto prendere dal libro 101 sorprese in apertura di Burgess, sperando che si pronunci così, questo tipo di sorpresa. Lui ne ha elencato appunto 101 in tutto il suo libro e per ogni tipo di sorpresa dà un punteggio in solidità e sorpresa nei confronti dell'avversario. Questa che vi voglio mostrare ha come solidità 1, quindi vuol dire che casomai la sorpresa non avviene e vi ritrovate in difficoltà, ma come valore di sorpresa 5, che è il valore massimo, quindi è assolutamente sorprendente. Se volete divertirvi e vedere le reazioni del vostro avversario, vi consiglio di farla. E4, E5, cavallo F3, C6, spagnola, e qui abbiamo detto che ci sono tante continuazioni, ma la sorpresa sta in ta 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 tan, A5. Adesso il bianco può rispondere essenzialmente in tre modi. Non se ne frega niente dell'attacco e arrocca. Gioca a 3, che tanto è una mossa che prima o poi il bianco fa. Ancora una volta gioca a cavallo C3. Queste diciamo sono le principali continuazioni. Vediamo quella che ci piace a noi. Noi vogliamo che qui il bianco arrocchi. E la seconda sorpresa è data da cavallo in A7. Il cavallo è in una pessima posizione qui, però sta attaccando l'alfiere. Attenzione, attenzione, adesso se l'alfiere si ritira in A4 per fare il solito giochetto di piazzarlo in B3, perdi l'alfiere perché ti gioco B5 sorretto dal cavallo, alfiere B3 e qui hai perso l'alfiere poiché non ci sono case buone dove andare. L'unica cosa sarebbe poi sacrificarsi su F7, ma non è un sacrificio che comunque porta a troppe cose buone. L'altra possibilità di ritirata, oltre ad andare in A4, è C4, l'altra ritirata famosa. In questo caso c'è comunque B5 e comunque qui viene impedita la ritirata, quindi alfiere in E2. A questo punto il gioco potrebbe continuare con D6, D4, alfiere G4, A4, B4, C3 per sostenere il centro, alfiere in E7, cavallo BD2, cambio, 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 ci troviamo in questa posizione, cavallo F6, peccato per questo cavallo perché per il resto diciamo che il nero non è messo malissimo, diciamo che ha un bel po' di buchi, però oddio, non la giocherei volentieri col nero questa. Se ci casca con l'alfiere, cosa buona e giusta. Se non ci casca, probabilmente soffrirete per tutto il resto della partita. Voglio far vedere le altre risposte. Per esempio, su A5 gioca A3, semplicemente cavallo F6, arrocco, alfiere C5, C3, arrocco corto, D4, alfiere in A7, che ora c'è questo posticino libero, alfiere in G5, H6, alfiere in H4, D6, donna D3, donna in E7, cavallo BD2 e adesso c'è questa manovra di cavallo B8 con l'idea di riposizionarlo poi in D7 e partire così anche a spingere questi pedoni. Anche questa posizione è favorevole al bianco, però è meno peggio secondo me di quella di prima. Vediamo l'ultima possibilità che dopo A5 il nostro avversario ci risponda tranquillamente con cavallo C3. A questo punto alfiere B4 è aggressiva, però bisogna fare attenzione perché il bianco ha questa risposta. A questo punto cavallo in G va in E7, anche qui la posizione è favorevole per il bianco, però ancora una volta non è così triste come quella del cavallo in A7 e l'alfiere in E2. È una trappola, come dice l'autore del libro, ha come solidità 1, cioè nel senso è facilmente smontabile, piena di falle e se il bianco è attento riuscirà a smontarla, però può essere un effetto sorpresa se volete divertirvi, ogni tanto anche giocare a qualcosa di differente online nelle partite lampo può essere divertente. Spero anche oggi di averti dato qualche illuminazione, chiamiamola così, in più. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!